Patrizia Peretti, prima il Veneto. Allora io parto da una riflessione che facevo prima sentendo i vari interventi, ovvero che prima di porsi il problema se siano migranti che sono appena arrivati, che si sono già stanziati, credo sia necessario fare una riflessione a monte, cioè su quella che è la mancanza di valori che portano con sé queste persone, che non debbono essere necessariamente dei valori religiosi, perché per me la vita è un valore etico prima che portato avanti dalla religione in cui credo. Quindi delle persone, a questo punto mi viene da dire, di dubbia moralità, che non hanno alcun valore a livello etico, che non ci pensano due volte a farsi saltare in aria, a togliere uno dei valori più grandi che abbiamo per un ideale di paradiso eterno che senz'altro guadagneranno. Ecco, con queste persone io credo non si possa ragionare, e questo è un primo pensiero. Per quanto riguarda Venezia, Rialto è una zona che io frequento abitualmente quasi tutti i giorni, quindi sarò lì anche domani. Pensare che ci sarei potuta essere piuttosto che sarei potuta essere lì il the day after fa una certa impressione. È vero che le forze dell'ordine ci sono presenti, il controllo sul territorio è costante ed è sempre in aumento. Sono necessari senz'altro maggiori controlli, chiaramente i vigili piuttosto che i militari che girano armati in terraferma come Venezia non sono sufficienti per arginare questo tipo di problema, perché abbiamo visto che il lavoro deve essere fatto proprio di intelligence, dicevano da maggio 2016 che va avanti, quindi mesi e mesi di indagini hanno portato per fortuna a questo risultato. Io mi auguro che non ci abituiamo a queste stragi o a questo rischio di strage, perché se no diamo sempre meno importanza a quella che è la nostra vita, la nostra tutela, e prendiamo questi fatti un po' sotto gamba forse ultimamente. Io ho visto i primi attentati che ci sono stati, se ne è parlato giustamente per televisione, per radio, sui giornali per settimane, e poi mano a mano che accadono se ne parla sempre meno. Ecco, io vorrei che non ci abituassimo a questo genere di cose, anzi la risposta maggiore che possiamo dare è quella di tenere alta la nostra bandiera, di tenere alte quelle che sono le nostre tradizioni religiose o laiche, non religiose, però far capire che come Veneto e anche come Italia, come Veneti, siamo un popolo unito che non intende piegarsi a questi atti di violenza che sono assolutamente gratuiti e che vanno a colpire una comunità che ha dato tanto al paese e anche ai paesi al di fuori dello stivale. Peretti, Sì, adesso sono quasi commossa nel vedere queste immagini di questi baldanzosi ragazzi che si danno all'uncinetto e alla piallatura. Io sono convinta che senz'altro quando usciranno dal centro sociale che li ha ospitati si recheranno in Camera di Commercio, aprire partita IVA e si metteranno ad aprire un'azienda, di merletti o un mobilificio, perché pare a questo punto che con il mestiere che hanno in mano il loro destino sia segnato. Io onestamente, direttore, non so cosa dire, cioè in 7 anni ha chiuso i battenti il 9,3% delle imprese artigiane in Veneto. Questi sono i dati che ha dato la CGA di Mestre. Il Veneto potrà contare in una ripresa ai livelli pre-crisi, quindi quando tutto sommato le cose andavano un po' meglio, calcolato attorno al 2023, se non sbaglio. Quindi per il 2023 ritorneremo al pre-crisi, quindi prima del momento di non ritorno. Ma a quel punto avremo tutte queste brave persone che avranno aiutato l'economia veneta a tirarsi sulle maniche e a ritornare la forte locomotiva dell'Italia che era prima. Ecco, allora questa è una fiaba che non ha un inizio e che non può avere una fine. A me onestamente vedere queste immagini lascia basita. Capisco che certi fondi che arrivano a questi centri sociali debbano avere un impiego, quindi si dovrà pur dimostrare che vengono spesi in qualche modo per andare
al centro edilizio più vicino per comprare i mattoni piuttosto che i legnetti, però è una cosa senza capo né coda per quanto mi riguarda. Io non credo che sia questa la gestione corretta, non credo che far vedere immagini di gente felice nel fare i cappellini di merletto ci faccia ricredere su come possa essere positiva e su come possa essere reale l'integrazione, perché questa non è integrazione e il cappellino di merletto che frutterà 2 euro che andranno al migrante non andrà a risollevare né l'economia del Veneto né tantomeno quella del carrozzone che il Veneto si porta dietro, che è l'Italia.